Sentito nel nostro sommario ci sono buone notizie per gli alluvionati, un fenomeno, un problema che ha colpito ovviamente in particolare la provincia di Vicenza. Il governatore del Veneto Luca Zaia infatti ha smentito l'ipotesi tagli ai contributi di sostegno, un'ipotesi che era emersa in questi giorni sui giornali. Servizio. Cittadini e imprese colpite dall'alluvione riceveranno come previsto il 75% del danno ammissibile. La promessa arriva direttamente dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nominato commissario straordinario per l'emergenza. Oggi nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera il governatore ha voluto smentire le notizie di dimezzamento dei contributi emersi in questi giorni sui giornali. Ora si procederà con l'erogazione di un acconto complessivo del 50% sulla parola, comprensivo di eventuali quote d'acconto già versate. La liquidazione avverrà invece su presentazione di tutta la documentazione giustificativa. La nuova ordinanza del Presidente del Consiglio, ha sottolineato Zaia, ci ha messo nelle condizioni di completare in questo modo l'operazione abbattendo la franchigia minima di 1.000 euro per mobili e immobili dei privati e 3.500 per quelli registrati dalle imprese. Ora la soglia minima è fissata per entrambe le categorie a 500 euro. Per la proprietà privata è previsto un tetto di erogazione di 30.000 euro per i beni mobili e altrettanti per gli immobili con copertura del 75% di un danno dimostrato di 40.000 euro. Per le imprese il tetto a sua volta di 30.000 euro riguarderà arredi e veicoli, ma non macchinari, attrezzature e mezzi d'opera. A conti fatti, secondo Zaia, non derivano problemi dalla divisione in due del fondo di 300 milioni già assegnato, metà per i privati e metà per le imprese. Il governatore è fiducioso. Secondo i calcoli sui danni avuti dai 10.040 soggetti colpiti in tutta la regione, finora dovrebbero servire 249 milioni per coprire il 70% e quindi il margine restante consente tranquillità. Voltiamo pagina e parliamo del referendum. Vicentini decisi a votare per i 4 quesiti di domenica e lunedì. Prevale la volontà di esprimere